Anelletti alla siciliana. Come tutte le ricette tradizionali e tipiche, proprio come succede a casa nostra, ogni famiglia ha la sua versione. Io ho scelto una piuttosto leggera, senza l'aggiunta di salumi e melanzane fritte, soltanto sostituito la tuma con il primo sale perché da noi non si trova, e poi ho cotto i piselli prima di metterli nel sugo perché l'aggiunta a crudo mi fanno poco strano. In qualunque modo prepariamo gli anelletti, oppure ogni volta che prepariamo la bolognese, ricordiamoci che quando mettiamo la carne macinata a soffriggere deve asciugare molto bene, anche un quarto d'ora, 20 minuti, perché se no vi resta dura. L'unico dubbio che avevo era che gli anelletti scuocessero, invece sono perfetti. Fatela. Ma a proposito, siciliani, ma si mangiano con la forchetta o col cucchiaio gli anelletti a fuoco?